portano via gli arnesi, vi finisco quella barzelletta che ho iniziato prima e non sono riuscito a finire. Ci sono 3 preti che fanno un viaggio lungo e sono nello stesso vagone, uno seduto in un punto, l'altro nell'altro e l'altro nell'altro, e parlano tutte e 3 in dialetto, quindi ci sta bene sta barzelletta qui stasera. E a un certo momento parlano del più e del meno, e a un certo momento vengono a parlare delle offerte che ricevono in chiesa, e quello di Napoli dice: ma io vorrei sapere come vi regolate voi altri che con i soldi che arrivano, con le elemosine che arrivano dentro la chiesa. Io piglio una scatulella non troppo grossa, la metto lì per terra, piglio i soldi, li caccio in aria, quelli che cascano dentro la scatulella li do alla chiesa, quelli che cascano per terra me li piglio io e me li metto in tassaconcia. L'altro è veneto e gli dice: e lei come si regola con le cose? Ma mi faccio così, ciappo un tocco di legno, faccio un sercio per terra ma non troppo grosso, ciappo le palanche, ciappo i sghei, caccio in aria e poi dico: quelli che cadono dentro il cercio li do alla chiesa e gli altri me li tengo per me. Poi guardano quello di Genova è lì, e a un certo momento dice: ma avevo dico me come si fa, mi piglio le palanche, caccio su in aria e dico: pigliate quello che vi serve, quelli che vengono su e dicono che serve mi piglio mie. Allora il prossimo stavo per dire concorrente, ma qui non c'è concorrenza, siamo tutti amici e ci vogliamo tutti bene. Il prossimo partecipante è una partecipante, Olinda Didea, che viene da Albenga. Eccola qui. Io l'ho conosciuta alcuni anni fa ad Albenga, proprio al Festival San Giorgio. Allora, buonasera. Questa sera vi porto una canzone che ho cantato al Festival Dialettali in Lingua Ligure parecchi anni fa, una canzone al quale tengo molto perché mi ricorda la mia infanzia. Mia mamma è di Lecca d'Albenga e la festa di San Pietro era una festa dove ci si radunava tutti, c'era la lotteria ed è una cosa che mi è rimasta nel cuore. Questa canzone me la ricorda molto. Dai, parabéns tu, e
grazie. Adesso vi canto un classico pezzo genovese e la base mi fu data direttamente da chi l'ha scritta, Gino Pesce. Mi trovai ad Acquiterme per uno spettacolo, c'era anche chi mi scrisse poi un'altra canzone, Lino Zucchetta, che purtroppo è mancato, ed è Picun da Checianì. Fra i muinte picapria che fa stramio, che ne da casa donde su nascia, che su passao peccaggio stamattina, ma voce che guidava un me cammino, chi le desena lo sa perché un mago ma impediu di questo razione Picun da Checianì mi sono lasciati su sto cammino su mia gente m'ha visto corobì a righe la meggio un passeggio Picun da Checianì su via sta c'è parutato che di i compiti e goffetto della D e go mangio crenette e menestrui ma sa ti stai cacciando su un barco ti vedi che a Madonna da passione la peta me vacante anni fa per grazia risalire in mezzo a un mar Picun da Checianì su tutti corpi detti sciumete se proprio fanno a meno di non per Picun da Checianì credei me poche volte o cento gente non mi emoziono tanto facilmente ma quando ho visto case a Picunè a stanza donde le nasce a me mi si fermò caro cosa proprio chi e lo canto e lo pregavo così Picun da Checianì sono tutti corpi detti sciumete se proprio vanno a menuti non per Picun da Checianì fermi tempo Picun in tocco